Gentili telespettatori, bentrovati dalla redazione di TVA Notizie. Oggi vogliamo approfondire una tematica che in questi giorni evidentemente sta creando grossi movimenti d'opinione, grossi momenti di riflessione e una grande crisi. Parliamo dell'emergenza Covid che sta devastando la salute di tanti, la nostra sanità e anche la nostra economia. Vogliamo avere particolare attenzione questa sera a riferimento anche a settori quali quello turistico, con tutto il suo indotto, che soffre terribilmente della crisi generata dall'emergenza e lo vogliamo fare avendo anche il supporto di un medico. Parliamo di Covid, parliamo di economia, lo facciamo con Fabrizio Lagaipa, albergatore, amministratore del distretto turistico Valle dei Templi, e Buonasera. poi con Francesco Picarella, assessore comunale allo sviluppo economico, commercio e turismo, già presidente di Confcommercio, e Pachito Danile, il medico, presidente della Proloco San Leone e consigliere dell'Ordine dei Medici di Agrigento. Buonasera. Grazie per essere qua con noi, il vostro parere è importante. Da TVA vogliamo lanciare in questa sede nuove idee, nuove proposte, anche grande sensibilizzazione e necessità di evidenziare un senso di responsabilità che da parte di tutti deve esserci in questo difficile momento che la nostra società sta vivendo. E allora cominciamo subito con Fabrizio Lagaipa. È un momento difficile, Lagaipa, questo per chi opera nel settore del turismo. Qual è l'attuale situazione intanto? La situazione attuale ovviamente è quella di avviarci a larghi passi verso una chiusura definitiva. Questa almeno è l'impressione generale che si ricava dalle notizie che si leggono in televisione e che chiaramente determinano di conseguenza l'azzeramento assoluto del settore del turismo. Certo, se uno questa cosa la vede, diciamo, ritagliata in questo periodo dell'anno, come dire, le conseguenze sono inferiori rispetto a quelle che ci sono già state. Perché novembre fino, diciamo, al periodo natalizio non è mai stato un periodo particolarmente florido al netto, diciamo, del Pontello Immacolato. Però stiamo parlando di un settore che quest'anno ha subito, ritengo, il danno più grave in assoluto, che è quello del turismo, perché cosa fanno le aziende turistiche? Le aziende turistiche lavorano come le formichine, cioè fanno la loro stagione, o come gli agricoltori per meglio dire, fanno la loro stagione, fanno il loro raccolto, dopodiché mettono in cascina, come si dice, al nord Italia per poter traghettare fino ai mesi della stagione successiva. Quest'anno invece questo non è stato possibile perché nonostante un paio di mesi di lavoro giusto, dignitoso, che poi comunque le cui conseguenze sono forse anche quelle che vediamo oggi a livello di Covid, quindi perché queste aperture poi hanno determinato forse in parte una recrudescenza del contagio, e però è venuto a mancare quello che è lo zoccolo duro sul quale uno deve basare la serenità della propria azienda, cioè il periodo che va dalla Pasqua fino a giugno. È stato un periodo nel quale sono venuto a mancare un sacco di ponti, di opportunità di lavoro, la primavera, gli stranieri, quindi è venuto a mancare la sostanza. Quello che si è fatto in estate è stato un lavoro buono, ma sì e no di sopravvivenza. Ora vengono a mancare come dire, le possibilità vere di traghettare fino all'anno prossimo. Quindi ora staremo a vedere che cosa succede, però sicuramente la situazione non è favorevole. Picarella, chiaramente c'è un grosso problema che investe comunque tutto il settore del commercio, il turismo chiaramente in maniera maggiore, in particolare per esempio nella nostra città che vive essenzialmente di quello, come in altre città che basano la propria economia essenzialmente sul turismo. Ma dico, il
comparto comunque delle imprese in genere si ritrova in grossa difficoltà perché comunque nonostante le restrizioni ha una serie di adempimenti da condurre, quali pagamento di stipendi, fornitori, contributi, tasse, affitti, mutui, imposte locali. Insomma, adesso io le chiedo, si sta parlando di questo decreto ristori. Credete possa essere sufficiente a dare un aiuto all'imprenditoria? Ma tanto grazie per l'invito sempre gradito nelle vostre trasmissioni. Allora, il decreto ristoro, inutile nasconderlo, è assolutamente una forma di aiuto che naturalmente in questo periodo diciamo, potrebbe dare un minimo di, diciamo, appunto, di ristoro e di speranza alle imprese in generale che hanno subito naturalmente da quella che è la pandemia da coronavirus e che ha generato non tanto in questo periodo ma quanto quello che è successo nel periodo appunto da marzo a giugno un momento di grande difficoltà da parte di tutte le imprese, soprattutto quelle legate appunto al settore del turismo, del commercio o dei servizi che naturalmente vivono di consumi e quindi di persone che diciamo scendono in strada, tra virgolette, per consumare quello che è diciamo, il loro diciamo, stipendio, tra virgolette, viene a mancare naturalmente un grandissimo 60-70% da parte delle aziende che naturalmente è stato difficilissimo da recuperare nel periodo estivo. Noi come associazione di categoria quando fu nel periodo appunto del Covid avevamo e speravamo che il governo potesse cogliere quelle che erano il nostro indirizzo, il nostro suggerimento, che era quello di fermare un po' l'economia nel vero senso della parola, quindi azzerare totalmente quello che erano le scadenze e tutto proprio per dare la possibilità alle imprese di riprendere da un punto fermo. Purtroppo i 3 mesi di pandemia di marzo, aprile e maggio non sono stati sicuramente da parte nei nostri confronti molto sereni, anche perché eccoci, bisognava comunque continuare a pagare le utenze, a comunque dare un ristoro a quelli che sono stati i dipendenti, quelli che sono i collaboratori delle aziende, anche perché ancora oggi qualcuno deve ancora prendere la cassa integrazione, quindi è stato veramente un momento molto particolare e quando le persone non hanno i soldi in tasca naturalmente anche se si riparte non c'è materialmente la possibilità appunto di avviare consumi. Da un punto di vista turistico ecco il fatto che ci sono state alcune misure tipo anche il bonus vacanza e in un primo momento credo che di incontrare anche il favore diciamo, e la condivisione dell'amico Fabrizio, all'inizio l'abbiamo visto un po' con scetticismo. Poi alla fine diciamo che è stato un momento di ristoro importante perché ci ha permesso di riavviare le nostre aziende, di riavviarle diciamo ad handicap, perché comunque la mancanza degli stranieri, appunto come diceva Fabrizio, la mancanza delle persone che materialmente uscivano e la paura comunque di uscire e di andare in giro e quindi il rischio di prendere il Covid naturalmente ha frenato molto l'economia. E quindi il decreto ristoro lo analizziamo adesso, quello che ci auguriamo sicuramente è che sia diciamo una misura che non tardi ad arrivare, che se ci sono i fondi che immediatamente si diano ristoro a queste aziende, perché naturalmente oltre questo c'è il fatto che con la chiusura oggi nel periodo invernale di tante strutture che erano comunque già stagionali, con l'aggravante che comunque i dipendenti, soprattutto delle imprese stagionali, adesso si trovano materialmente senza avere neanche un sostegno economico per affrontare l'inverno, ci auguriamo che vengano appunto dati questi ristori in maniera immediata per far fronte alle esigenze delle aziende.
Grazie. Io adesso voglio introdurre il nostro medico Pacchito Danile che ci dirà la sua anche da operatore della sanità e mentre parlo con lui desidererei che la regia trasmettesse quel filmato che proprio credo sia di ieri o di oggi. Mandatelo in onda mentre io parlo per favore con Pacchito Danile, grazie. È una simulazione che ha fatto l'ospedale pediatrico Bambino di Gesù che riproduce il movimento delle particelle biologiche dopo uno starnuto senza mascherina. Se per favore mandate il filmato in onda, grazie. Quindi lo starnuto senza mascherina e il suo impatto sui sistemi di aerazione, il viaggio insomma che fanno questi cosiddetti droplet. Nel filmato si vede la persona che starnutisce, sono tutti senza mascherina, l'aria condizionata che prima è più bassa disperde maggiormente questi droplet, poi viene aumentata l'intensità dell'aria condizionata, li disperde ancora e poi alla fine messa al massimo, insomma si ha la massima dispersione di queste particelle. Questa introduzione che ho voluto fare di questo studio, che è l'ultimo in ordine di tempo, uno dei tanti che sono stati condotti sul Covid, Pacchito Danile, è un ultimo esempio di come sul Covid si sia detto esattamente tutto e il contrario di tutto. In quest'ultimo studio l'aria condizionata, inizialmente demonizzata assolutamente, adesso secondo questo studio appare addirittura di ausilio alla dispersione, quindi comunque un elemento che potrebbe aiutare nella lotta al Covid. Insomma, mascherine sì, mascherine no. Pacchito Danile, da medico, certo insomma l'informazione non è stata chiara. No, non è stata chiara per niente e forse non poteva esserlo, perché questo virus appartiene alla famiglia dei coronavirus, quindi alla famiglia dei virus dell'influenza. Il termine esatto è Covid-19 perché significa coronavirus 2019, quindi appartiene a quella famiglia lì, però è un virus ad RNA e inizialmente si pensava che l'aria condizionata potesse in qualche modo trasportarlo, quindi fu demonizzata. Quest'estate siamo morti di caldo, diciamo, i medici abbiamo avuto problemi seri, noi e i pazienti, noi ancora di più perché dovevamo stare con la FFP2, cioè i filtranti facciali che filtrano parecchio, e quindi sudavamo ancora di più. Adesso c'è questo studio. Io, a onor del vero, tengo a precisare che la medicina di oggi si basa sulle evidenze, quindi non ci sono evidenze reali su questo, cioè sono studi condotti che poi devono essere validati, quindi attenzione a farli passare per veri, cioè sono studi, ci sono, c'è una difficoltà, quindi per ora certamente non è stato riconosciuto che viene trasmesso con l'aria condizionata e neanche che non viene trasmesso con l'aria condizionata, quindi alla fine prudenza ok, ma certamente la mascherina sempre e comunque. Noi siamo in uno studio senza mascherine, ma siamo alla debita distanza tra di noi, ci sono 2 metri tra ognuno di noi, siamo tranquilli. Personalmente ho un tampone che è negativo, essendo un sanitario, quindi un molecolare negativo, ma a prescindere da questo, dico, uno mette in atto tutta una serie di meccanismi, tutta una serie di precauzioni che ci tutelano da questo virus. Però il problema dell'informazione è che oggi ognuno dice la sua, e l'informazione in televisione viaggia a una determinata velocità, l'informazione sui social viaggia ad alta velocità ed è alla portata di tutti, soprattutto alla portata di chi non ha alcuna competenza su questo e quindi facilmente può generare problemi. Il punto è che tanta gente che non è competente dovrebbe solo magari tacere o essere un po' più prudente su determinate cose, perché poi quegli esempi possono essere fuorvianti. Io ne ricordo uno eclatante, quello strano signore con il pancione e i capelli arancioni, che mi dicono sia il presidente degli Stati Uniti d'America, che diceva di proprio iniettarsi il disinfettante nelle vene. Ho detto questo mesi fa. Peccato che è stato guarito con delle cure sperimentali a base di zinco, vitamina D, melatonina
e grandi dosi di vitamina C associate a delle cure sperimentali che lo hanno guarito, ma lui è il Presidente degli Stati Uniti d'America, non siamo noi. Quindi dico, stare attenti a quello che si dice e saper filtrare soprattutto quelle che sono le fake news, che sono quelle che poi ti portano però anche, Daniele, fuori tra strada. virologi ci sono posizioni diametralmente opposte Contrastanti. e sono, è vero, anche questo genera grande confusione. Forse non proprio opposte, però contrastanti sicuramente. Il discorso è che certamente l'uso della mascherina, il fatto di non toccarsi, di stare alla debita distanza è fondamentale per evitare il propagarsi del virus, perché questo è un virus bastardo, tra virgolette, perché decorre per la maggior parte dei casi in maniera sintomatica, conseguentemente tu puoi prenderlo e non avere alcun sintomo, però nel frattempo se il tuo RT, cioè l'indice di contagiosità, sale oltre un tot, puoi contagiare la persona accanto a te, che a sua volta potrà contagiare altri. E gli anelli deboli della catena non sono i soggetti sani adulti, gli anelli deboli della catena sono i soggetti critici, sono i pazienti anziani, i malati, i defedati, i malati cronici, perché il paziente anziano ha una comorbidità molto elevata, cioè ha la presenza contemporanea di più patologie nello stesso soggetto, e quello diventa un problema. I nostri nipoti, i nostri figli possono fregare papà e mamma se sono giovani non tanto, ma possono fregare lo zio e la zia a casa o il nonno e la nonna. Lo dico sempre ai ragazzi: volete bene ai vostri zii, ai vostri nonni, anche ai vostri padri che sono. E state attenti a quel che fate, perché gli assembramenti sono assolutamente deleteri e non è un caso che ne stiamo pagando lo scotto dopo l'estate. Posso aggiungere una Sì. riflessione a quanto detto da Paghito, cioè Paghito è amici da sempre, quindi del tu, Da sé, anche in assolutamente televisione sì. ci sono del tu. E secondo me il problema del dibattito fra virologi, che sono tutti ovviamente medici competenti, quindi niente a che vedere con quelli che si mettono su Facebook e scrivono sciocchezze, è che nel campo scientifico il dibattito sui temi e su posizioni anche molto contrastanti è la regola, è la normalità, ma in tutti gli argomenti del campo scientifico, fino a quando poi non abbiamo, diciamo, delle dimostrazioni. Il punto qual è? È che noi, l'utente comune, non è abituato ad assistere a questo dibattito, per cui noi poi scopriamo, fra virgolette, le cose quando c'è la dimostrazione scientifica, e allora noi diamo per vera quella che è stata. Ma prima di arrivare lì ci sono dei grandissimi esperti che si scontrano per 100 anni su una cosa, poi alla fine diciamo, l'utente medio scopre qual è la verità quando poi è acclarata. Per cui il problema è che noi in questo momento stiamo assistendo a un processo interno dell'approfondimento scientifico al quale non siamo preparati, e quindi dovremmo avere l'umiltà, come dire, di aspettare le evidenze, come giustamente diceva Sì. Paghito. La medicina è basata sulle evidenze scientifiche, in modo che sia incontrovertibile, si nutre di fatti certi. Sì. Quindi a voi ristoratori comunque sono state date delle direttive, lei si occupa anche di ristorazione, la GAIPA, delle direttive, quindi il virus ha cambiato il modo di gestire le attività, l'approccio con i clienti, quindi vi siete dotati di tutta Allora, una noi, serie. Cosa avete fatto per continuare? Per adeguare? allora, in un certo senso c'è cambiato il mondo, in un altro senso non del tutto. Perché? Perché il settore della ristorazione per propria natura è delicatissimo di suo, per cui da sempre noi attraverso la KCCP, che è la legge, diciamo, che è quella procedura, non è neanche la legge, è la procedura, insomma, di tracciamento, di gestione degli alimenti e della salute, da sempre noi abbiamo degli accorgimenti, siamo obbligati a degli accorgimenti per tutelare la salute dei nostri clienti. Ovviamente questi sono elementi assolutamente nuovi. Ora, nel nuovo DPCM abbiamo avuto l'obbligo di massimo 4 commensali per tavolo, ancorché dello stesso nucleo familiare, quindi deve essere fatto in una determinata maniera, con una distanza di almeno 1,5 metri fra i tavoli, non fra i commensali, e quindi noi abbiamo una distanza di oltre 2,5 metri fra persona a persona, perché ovviamente questo in termini di contrazione. In termini di contrazione significa che una sala da 150 posti diventa da 40 e quindi ovviamente nella migliore delle ipotesi bisogna fare delle turnazioni molto rigide, bisogna registrare tutti coloro i quali si accomodano a pranzo, i collaboratori che vengono al lavoro vanno
vanno monitorati puntualmente all'ingresso, all'uscita, bisogna stare attenti che non ci si tolga la mascherina in nessun momento, gel da tutte le parti, insomma c'è una grande attenzione, banalmente alla gestione del menù che adesso si deve fare con l'app perché non bisogna contaminare niente, anche tutti gli oggetti sul tavolo vengono trattati, vengono posati indossando i guanti che chiaramente devono essere più puliti delle mani, perché a volte i guanti magari vengono tenuti per una giornata e poi invece così ovviamente non deve essere, e c'è un costo maggiore ovviamente di gestione. Certo, il cliente rispetto a tutto questo? Devo dire che per propria natura, diciamo, è la natura umana, no? C'è una natura molto variegata, c'è chi vive anche con insofferenza con tutte queste cose, a onor del vero, chi le pretende e le apprezza e poi chi le vive addirittura con insofferenza, però insomma mi sembra in questo momento la prudenza deve essere il faro di tutti, per cui se chi non è disposto ad adeguarsi alle regole farebbe bene a rimanere a casa propria e a fare tutto quello che vuole nelle mura della propria casa, nessuno gli dice niente. Torniamo a parlare di turismo ad Agrigento. C'è un servizio realizzato dal nostro direttore Arturo Cantella che proprio nella Valle dei Templi ha raccolto le impressioni di alcuni operatori del commercio che lì vivono e attraverso quei chioschi si sostentano. Può mandare la regia in onda il servizio, grazie. Le belle giornate di sole avute nell'ultimo weekend, incoraggiate anche dai flussi turistici delle giornate fare di autunno, non riescono a fermare la mancanza di visitatori e turisti nella nostra città e alla Valle dei Templi. Dalle immagini fatte lo scorso fine settimana si vedono infatti pochi visitatori a causa della pandemia in atto, i chioschi di vendita dei souvenir sono chiusi, non riuscendo così a coprire le spese. Sono in fase di ristrutturazione, poi sto sistemando qualcosa, quindi ho aperto proprio le sale ginesche, ma non c'è lavoro, comunque si vede che c'è stato, noi abbiamo avuto solo la presenza di italiani la maggior parte, poi anche loro ora sono meno, quindi sarà la situazione del lockdown, l'incertezza per gli aeroporti e tutto quanto, ma non c'è una grossa percentuale di visitatori. Quindi si sente, diciamo, il colpo del turismo, diciamo, l'ha subito, lo sta subendo, no? Sì, assolutamente. Ci sono aiuti da parte delle autorità regionali, nazionali? Finora, almeno io per quanto ne sappia no, quindi l'inverno sarà incerto, perché appunto non avendo avuto una buona stagione quest'anno l'inverno sarà molto più difficile, più duro. Nonostante la bella giornata di oggi, insomma il weekend, le giornate fai, si vede che non c'è... Vabbè, ma i turisti non è che sono aggiornate alle belle giornate, hanno le loro date, hanno i loro programmi, quindi o il tempo è buono o non è soleggiato, comunque la gente se ha il programma, in programma di venire a visitare, viene a visitare. Questo diciamo non si sta verificando. No. Tra le attività in itinere a Porta Quinta anche l'impegno dei volontari dell'Associazione Nazionale dei Carabinieri che vigila sui luoghi, ma che ci conferma pure il momento che stiamo attraversando dovuto alla pandemia che porta a una diminuzione di turisti, specialmente stranieri, e alla chiusura dei gazebo che vendono souvenir. Purtroppo questo Covid-19 diciamo, ci ha un po' così distrutto l'economia e tutto quanto, Agrigento, Italia, tutto. Sì, è questo discorso qua del Covid che comunque ha portato a questo sfacelo qua e niente, dobbiamo solo aspettare, c'è un calo reale, effettivo, sì, effettivamente. Per cui è inutile dico che le attività restino aperte, no? No, è difficilissimo che restino aperte, poi diciamo che questo potrà accadere diciamo fra qualche mese, perché effettivamente i contagi sono aumentati, di conseguenza la paura c'è, e poi c'è il decreto amministrativo e tutte queste cose insieme hanno fatto sì che c'è questo purtroppo. Come vedete i nostri operatori lanciano grandi grida di allarme. Picarella,
Allora, bar, ristoranti, arte, spettacoli, convegni, congressi, poi in questa sede la nostra solidarietà va anche a quelli che gestiscono palestre, scuole di danza, ma dico, secondo lei, quale sarà il turismo che ci aspetta alla luce di tutto questo? Ma il turismo che ci aspetta è difficile da prevederlo in questo momento, anche perché è inutile nasconderlo, il servizio che avete fatto è la radiografia esatta del momento e quello che ci aspettiamo è quello che probabilmente noi possiamo riuscire a programmare. Inutile nascondere che noi ci siamo trovati assolutamente impreparati anche alla ripartenza dei flussi turistici quest'estate, quindi subito dopo il primo lockdown, anche perché ecco, abbiamo affrontato un momento che non avevamo mai vissuto nella nostra vita, e quindi anche noi come destinazione turistica ci siamo trovati assolutamente anche impreparati su questo, e quindi ripartire senza un indirizzo, senza una programmazione è stato veramente duro. Dobbiamo assolutamente renderci conto che con il virus ci dobbiamo praticamente convivere e che al di là delle difficoltà che si stanno continuando a vivere, tutte quelle attività commerciali e turistiche in questo momento dettato anche dall'ultimo DPCM, non ci deve assolutamente fare abbassare la guardia, e quindi dalle notizie che arrivano, e questo Pachito ci potrà dare probabilmente più ragguagli in merito, l'aspettativa è che nel periodo di aprile-maggio probabilmente ci sarà un abbassamento nuovamente della recrudescenza del virus, e quindi probabilmente un'ulteriore riapertura, un ulteriore momento tra virgolette un po' più florido per accogliere i turisti nella nostra città. E quindi oggi quello che dobbiamo fare è assolutamente cominciare e provare a programmare quello che sarà il turismo da aprile in poi. Noi viviamo di programmazione, le nostre strutture turistiche prima del virus lavoravano in questo periodo per fare le campagne 2022, quindi noi da un punto di vista aziendale già siamo preparati da questo punto di vista. Da un punto di vista naturalmente di gestione del territorio e di risorse e di programmazione per far sì che Agrigento possa essere un reale prodotto turistico, lo dobbiamo naturalmente programmare per quello che sarà il futuro. E quindi da qui anche l'appello che faccio a tutti i colleghi imprenditori che non si lasciano, capisco che è molto difficile, che non si lasciano abbattere dal momento, ma che insieme possiamo provare appunto a programmare una stagione turistica la prossima, che sia naturalmente, non dico di ripresa totale, ma che ci possa aiutare, così come abbiamo detto prima, a mettere da parte un po' di risorse per riaffrontare inevitabilmente anche l'abbassamento delle presenze nell'inverno prossimo. Quindi da qui veramente dobbiamo unirci noi imprenditori, al di là delle legittime e quantomeno comprensibili proteste. Io so che ad esempio ci sarà una manifestazione di alcuni commercianti in questi giorni che vogliono un attimino porre l'accento sulle norme del decreto. Purtroppo queste norme sono uguali in tutta Italia, quindi non possiamo sicuramente noi da qui provare a cambiarle, però possiamo sicuramente cominciare a programmare quella che è il futuro. Io per mia indole personale sono uno di quelli che è sempre stato abituato a guardare avanti, a provare a guardare oltre l'orizzonte, anche se naturalmente il tempo in questo momento è assolutamente buio e c'è una tempesta in corso, però non ci possiamo fermare, dobbiamo continuare a programmare e a lottare, perché per questa città, per questo territorio abbiamo messo da parte noi molto anche del nostro tempo libero, proprio per promuoverlo e per provare appunto a spingerlo, quindi non ci dobbiamo tirare indietro assolutamente. Pachito Danile, se quest'estate tutto
tutti ci fossimo attenuti alle regole che ci avevano imposto: distanziamento, mascherina, movida regolata. Abbiamo visto noi, ad esempio, San Leone quest'estate era nel pieno della sua frequentazione, giovani come se nulla. Abbiamo dimenticato quest'estate ciò che era accaduto. Ora io chiedo, se invece ci fossimo attenuti alle regole, chissà se in questo momento non ci troveremmo con questa escalation di contagi e con il pericolo dei pochi posti di rianimazione. Allora, io inorridivo quest'estate quando vedevo determinate cose nelle zone della movida sanleonina, come inorridivo circa un mesetto fa, 20 giorni fa, a vedere quella gran ressa in via Atenea il sabato sera, una cosa inguardabile. Troppa gente che non si atteneva alle regole, troppa gente senza mascherine, anche se ancora non c'era obbligo. Ricordiamoci che un mese fa non c'era l'obbligo di uscire con le mascherine, se non nei luoghi al chiuso. Quindi indubbiamente questo virus ha la facilità di trasmissibilità, si chiama R con T. R con T significa l'indice di contagiosità. Finché l'R con T è al di sotto di 1, significa che un individuo non riesce a contagiare neanche un altro. Nel momento in cui l'R con T supera l'1, un individuo contagia più individui. Per esempio, le 5 regioni più colpite d'Italia, che sono indubbiamente la Lombardia in questo momento, il Lazio, la Liguria, la Val d'Aosta e la provincia di Bolzano, oltre alla Campania, con quel bizzarro personaggio chiamato De Luca che pontifica, là mi sembra Totò Peppino la mala femmina certe volte quando parla, comunque alcune volte ci azzecca. Lì l'indice è stabilmente sopra 1,5, diventa pericolosissimo e allora davvero bisogna fare una sorta di lockdown neanche serrato. Noi non ci siamo ancora e mi auguro non ci saremo, perché notizia di ieri eravamo a 796 casi nuovi in tutta la Sicilia, considerate che siamo 6 milioni di abitanti. Il problema di questo virus però non è il fatto che sia letale, è il fatto che contemporaneamente si possono ammalare tante di quelle persone da saturare i posti negli ospedali e non c'è rete ospedaliera che possa resistere a un impatto di quel genere, neanche se tu fai centinaia e centinaia e centinaia di posti. Quindi il discorso è molto più ampio. Innanzitutto non ci devono essere questi assembramenti, e ci sono stati, perché credetemi, i bambini alle scuole elementari assolutamente tengono la mascherina e si spaventano. Mio figlio, quando qualcuno si avvicina e gli fa così col dito, dice no, Covid, lo tiene lontano, perché mio figlio è nato e a 8 anni, 9 anni è uscito il Covid e lui l'ha imparato, è la sua vita a 9 anni, quindi è nel suo percorso di educazione, nel suo percorso di formazione. Un ragazzo che è già stabilizzato a 16, 17, 18, 20 anni se ne sta fregando, anche perché c'è l'ormone impazzito, quindi deve socializzare, è inutile che ci giriamo attorno, è così. Quindi è più in quella fascia d'età, ma sono quelli che poi vanno a fregare, ripeto, i nonni e gli zii, che sono pazienti fragili. Ora, dov'è che voglio arrivare? Innanzitutto bisogna chiarire un concetto fondamentale che non tutti sanno, così magari noi si riusciamo un po' di chiarezza. Cosa significa sono positivo al coronavirus? Ve la siete mai posta questa domanda? Il positivo al coronavirus non è un ammalato di coronavirus, è un paziente che è venuto a contatto con il Covid-19. E che con un tampone molecolare, nella stragrande maggioranza dei casi è molto più preciso di un test rapido piuttosto che di un sierologico. Può contagiare. Ferma. Può essere asintomatico, può diventare paucisintomatico, cioè debolmente sintomatico, qualche linea di febbre, un po' di tosse, il mal di testa. Può poi passare alla ageusia e all'anosmia, cioè il fatto di non sentire più bene il gusto, il sapore delle cose che mangi, e l'anosmia, cioè la perdita dell'olfatto, e già comincia a essere sintomi più. E poi salire con un coinvolgimento polmonare perché porta a una gravissima forma di polmonite interstiziale bilaterale. Ecco, adesso entriamo più nell'ambito scientifico. Se io sono positivo non significa che sono malato di coronavirus, ma posso contagiare. Cosa succede se sei positivo? La prima cosa che devi fare, se hai qualche linea di febbre che non capisci, alzi il telefono, chiami il curante. Pronto? Ho la febbre. Il curante ti fa delle domande, se non lo convince, o viene lui, o attiva l'ASP, che interviene con delle unità particolari che si chiamano USCA, unità speciali di continuità assistenziale, nella stragrande maggioranza formata da ragazzi che sanno il fatto loro e che tutti i bardati ti vengono di fatto a tamponare. Dopodiché
il paziente, se è paucisintomatico, cioè con pochissimo, va assolutamente curato a casa, perché la stragrande maggioranza dei casi non evolve, a meno che non ha dei sintomi talmente importanti oppure si è trascurato a tal punto che la malattia è andata avanti e ha portato già un coinvolgimento polmonare, quindi con di fatto c'è la fame una cura d'aria. per poter trattare a casa il paziente? Assolutamente sì, perché vengono trattati con il cortisone, vengono trattati con il Plaquenil, che sarebbe l'idrossiclorochina, ci sono tanti metodi, e a secondo della fase in cui si trova il paziente, dalla banalissima tachipidia, perché se tu hai soltanto un po' di febbre, non è detto che si vada oltre, rendo l'idea. Il problema è che chi ha paura di questo, tempo fa partiva per l'ospedale, lo andava a intasare e cosa faceva? Andava a contagiare il paziente fragile che era già presente e combinava un casino, scusate il termine, ma a volte bisogna proprio chiarirlo, capite? Quindi il sistema che è saltato in realtà è il sistema della medicina territoriale, che è stato praticamente distrutto nel tempo a scapito di una visione ospedalocentrica che oggi ci determina questi problemi. Voi capite bene, ed è una cosa molto importante quella che sto dicendo, vi rendete conto, dico ci rendiamo conto, che Agrigento, principale porta d'ingresso degli extracomunitari, dei migranti del Mediterraneo, non ha un reparto di malattie infettive? Ma anche su questa cosa, Pachito Daniele, c'è chi sostiene che vada fatto all'interno dell'ospedale, c'è chi non lo vuole, insomma anche qui... In un momento di questo tutti hanno paura di farlo all'interno dell'ospedale, perché l'ospedale ha, proprio per antonomasia, i pazienti critici. Mesi fa ci fu la polemica, noi con l'ordine dei medici volevamo farlo esterno all'ospedale, ma non c'era la possibilità, poiché il Ribera, che era stata indicata come polo per poterlo fare, udite udite, non aveva l'ossigeno centralizzato. Vedete che siamo alla follia. Un ospedale senza ossigeno centralizzato, sapete cosa significa? Che ogni paziente dovrebbe avere la bombola di ossigeno accanto. Siamo alla pazzia. Adesso si è proceduto a farlo, vorrei capire lo stato dell'arte qual è, perché noi fine ottobre, entro i primi di novembre bisognerebbe consegnarla questa cosa qui, perché se arriva un picco siamo nei guai e lì ci vogliono gli alti flussi, perché deve arrivare l'ossigeno a una determinata pressione per poter penetrare a livello polmonare. Ma sto scendendo troppo nei dettagli. Assessore Picarella, rispetto a quello che diceva il dottore Danile, mi pare che la vostra eletta amministrazione ha anche assunto un impegno per l'ospedale Covid di Ribera. Proprio nei giorni scorsi il sindaco diceva che c'era stato un discorso con una serie di attività da intraprendere, delle scadenze con gli operatori dell'ASP, i dirigenti. Sì, c'è stato un incontro non soltanto con il direttore Zappia, ma anche oggi con l'assessore, il sindaco è andato a Palermo proprio per discutere anche di questa cosa con l'assessore Razza. E quindi lo stato dell'arte, da quello che conosco da un punto di vista sanitario, non sono tecnico, quindi dico non ho la conoscenza definita della situazione. C'è che naturalmente l'ospedale di Ribera sembra che sia in fase di completamento, quello che sembra. Ci auguriamo per questa tipologia. Quindi ci auguriamo sicuramente tutti, e noi naturalmente anche come amministrazione siamo lì a essere vigili su questa situazione. Vorrei tornare, se posso, a una cosa che aveva detto Pachito, che credo che sia anche molto importante diciamo, come confronto. Il fatto, ecco, che quello che è successo durante l'estate fondamentalmente sì, è stata una escalation sociale, appunto, di una determinata cerchia di persone che naturalmente hanno affrontato il post-Covid come se fosse stata una liberazione, e fa tutto questo, diciamo, in contrapposizione a quello che materialmente sono state gli obblighi nei confronti delle imprese per poter naturalmente riaprire le loro attività. Ed è un paradosso il fatto che adesso proprio quelle imprese che hanno fatto tutto quello che il governo
diciamo, aveva imposto appunto per riaprire, adesso si trovano fortemente limitati. Quindi sicuramente è successo un cortocircuito oltre da un punto di vista, certo. sì, esatto, diciamo c'è successo un cortocircuito da un punto di vista prima sanitario, perché il fatto insomma che naturalmente il sistema sanitario non si è trovato, come era anche comprensibile, pronto ad affrontare una pandemia del genere, ma di contro c'è stata probabilmente la, come posso dire, la ricerca da parte del governo a soluzioni e quindi parafrasando diciamo il concetto, per risolvere un problema ne creava uno un po' più grande, e quindi questo naturalmente secondo me se lo è portato fino ad oggi, e ci troviamo nelle condizioni in cui materialmente la vita sociale si è fortemente limitata. E quindi che cosa succede? Che andando in giro ad Agrigento in questi momenti ce ne accorgiamo, io praticamente quotidianamente sono in via Tenea anche per sentire gli umori dei commercianti, anche cercare di capire come poter venire loro incontro secondo quelle che sono le prerogative di un'amministrazione comunale, ma naturalmente di fare anche la cassa di risonanza verso il sistema regionale, il sistema centrale, e qui ci accorgiamo materialmente come appunto la vita sociale si è materialmente abbattuta al contrario. E questo ha determinato naturalmente una difficoltà e da qui la rabbia di tutti quegli imprenditori che hanno fatto le cose per bene e che adesso si trovano tornano nuovamente nel baratro di un sistema economico che naturalmente non ha più motivo di esistere. Cioè si sono adeguati alle vigenti norme e poi li fanno poi sono stati chiusi. Capisci che oltre al danno è la beffa, perché poi è un danno su danno, spendi e non ricavi. Fabrizio Lagaipa, è un danno oltre la beffa, come dice Pacchito Danile, perché comunque poi vi si dà la possibilità comunque dalle 18 in poi di proporre la ristorazione da asporto. Funziona questo pannicello caldo? No, da un punto di vista economico sicuramente no, tant'è che moltissimi ristoratori non la fanno proprio questa ipotesi, non la valutano. Ha diciamo un suo significato forse più sociale, nel senso che dà l'opportunità almeno di comprare qualcosa da mangiare a casa, quindi diciamo forse ha più senso per la gente che per i ristoratori. Peraltro si sono determinate nel periodo della pandemia, ma poi forse è una cosa che si riproporrà diciamo anche adesso, delle dinamiche commerciali molto strane per noi, nel senso che oggi come oggi non è che poi alla fine effettivamente le persone non spendano i soldi, non è che stanno a casa e non spendono, alcuni spendono anche di più, solo che spendono online. Cioè, spendono in maniera diversa. Cioè, le scarpe da ginnastica non le comprano più al negozio, ma le vanno a comprare necessariamente su internet. Per cui noi abbiamo, io leggevo la notizia oggi, che il proprietario di Amazon in questo anno si è arricchito non so di quante volte, cioè è diventato, perché chiaramente il commercio si è spostato ancora di più a discapito delle piccole realtà, che è giusto ricordare questa cosa, al di là dei ristoranti che ovviamente non possono lavorare online, già soffrivano per i centri commerciali, no, ma poi il piccolo negozio, questo colgo l'occasione per ricordarlo, non è soltanto diciamo funzionale al proprietario che chiaramente ha un suo impiego lì, un ristoro, sopravvive eccetera, ma è un presidio del territorio, cioè in tutte le città le zone più belle sono quelle dove ci sono i negozietti. Io sfido chiunque a andarsi a passeggiare in un vialone dove non ce ne siano, per cui come dire, in qualche maniera il piccolo commercio non va protetto, un po' come quelle piantine che vanno crescendo e che vanno protette, vanno nutrite, bisogna trovare il sistema per garantire loro la sopravvivenza, altrimenti ci troveremo in un deserto, e questo incide sul discorso del turismo, perché, ripeto, quando noi andiamo nelle località turistiche rinomate come Agrigento e più di Agrigento, andiamo a Cefalù, c'è tutto il centro pieno di bancarelle, ovunque, ovunque, Taormina, ovunque, Siena. Se qua ad Agrigento il centro si spopola e diventano tutti magazzini vuoti, vorrei ben capire questa passeggiata che cosa se la fanno a fare le persone.
Pachito Danile, siamo quasi in chiusura, una domanda che secondo me non è semplice, a cui non è semplice dare una risposta. Secondo lei, come è stata gestita questa emergenza dal punto di vista della sanità pubblica? Beh, per certi versi è una domanda trabocchetto, perché io sono un operatore della sanità pur non appartenendo direttamente alla categoria, perché sono comunque un libero professionista, mi occupo di fisioterapia. Allora, non era facile gestirla e indubbiamente ci siamo fatti trovare impreparati, mi ci metto pure io perché appartengo alla categoria medica, ma non solo ad Agrigento, non solo in Sicilia, in tutta Italia. Non ci scordiamo quello che è successo con le mascherine non esistevano più a un certo punto, avevano costi proibitivi, non se ne trovavano più. Noi siamo riusciti miracolosamente con l'ordine dei medici nel mese di marzo a reperire 3.500 mascherine e abbiamo praticamente di fatto salvato i nostri colleghi che erano nei presidi in prima linea a combattere con il virus. Li abbiamo dati negli ospedali, li abbiamo dati nei territori, li abbiamo dati alla continuità assistenziale, li abbiamo dati ai medici di famiglia. Nel contempo si è formata una chat chiamata Agrigento non si arrende, composta da medici sanitari, parasanitari e quant'altro, che ha provveduto anche lì a raccogliere soldi per respiratori. La gente è stata veramente molto generosa, si è visto uno spirito di solidarietà che mi ha veramente inorgoglito e commosso in quel periodo, davvero. Abbiamo raccolto, pensi, più di 90.000 euro e abbiamo destinato, e quindi siamo riusciti in qualche maniera, ma siamo riusciti noi a fare sistema laddove il sistema aveva fallito. Ma la cosa ancora più grave, che poi quando diciamo le nostre aziende sono state fornite di questo, si doveva pensare alla recrudescenza, perché adesso c'è una recrudescenza. Mi auguro che non avremo più problemi, mi auguro che non mancheranno più le mascherine, mi auguro che non mancherà più il gel, mi auguro soprattutto che non mancheranno, perché voi non ci crederete, ma a un certo punto ciò che era davvero introvabile erano i guanti in nitrile, i guanti blu, introvabili. C'è stato un mese, giuro, introvabili, una cosa incredibile, li avrebbero pagati a peso d'oro. Mi auguro che questo non succeda mai più, però questo tipo di virus può determinare questo, perché avete visto che l'ho determinato praticamente in tutto il mondo. Beh, diciamo che noi all'italiana, alla nostra maniera, ci siamo largamente fatti trovare impreparati. E attenzione, dice un proverbio siciliano, calati uncu che passa la china, cioè è il momento in cui devi veramente stare attento a non prenderlo, per non trasmetterlo, salvarti adesso perché passerà, perché si troverà il vaccino che è in via di avanzata sperimentazione, potrebbe a breve essere fornito, anche se i vaccini hanno delle procedure molto rigide, perché alcuni di questi possono determinare un effetto ottimo nella risposta al coronavirus, ma poi darti per esempio un'encefalite assolutamente letale, e quindi non serve a niente. Poi ricordo anche dal punto di vista medico che molti non sono andati in ospedale perché si spaventavano di prendere il coronavirus, e così c'è stato un aumento della mortalità per i tumori, l'incidenza degli infarti, una cosa bestiale, come se fosse più furbo morire di infarto invece che di coronavirus, cioè ti vai fondamentalmente a salvare, e quindi anche la cronicità è diventata ancora più cronica, è aumentata, ma sono certo che ne verremo a capo, e se non sarà un vaccino probabilmente saranno gli anticorpi o qualcos'altro, e poi si determinerà magari nel tempo l'immunità di gregge. È giusto programmare, come dice Francesco e Fabrizio, per una primavera che speriamo sia all'altezza della situazione, che ci vede scevri finalmente da questo virus, ma probabilmente forse era meglio chiudere le regioni, perché noi in Sicilia siamo in vacanza 365 giorni l'anno, se vogliamo, ed io da Agrigento le mie belle vacanze, invece di farle non so dove, le andavo a fare a Siracusa, ma rimanevo siciliano con siciliano, chiudevo lo stretto di Messina, parenti dal Belgio, dalla Germania, turisti di qui, niente, da Milano, niente. Tra di noi, turismo interregionale, perché se io ho 100 posti in albergo, ho 100 agrigentini a Siracusa e 100 trapanesi ad Agrigento. Vengono monitorati meglio anche. Non mi cambia niente, o sono milanesi o bergamaschi, forse spendono qualcosa in meno. Però dico, ci saremmo salvati. Però a un certo punto ho capito anche che forse l'alternativa era morire di Covid o morire di fame. Per tanti è stato così. Per una parte appunto dei cittadini è così, nel senso che veramente c'era da pensare di o morire di coronavirus o morire di fame, però
ricordiamo anche che c'è una parte di persone che sono materialmente chi ha l'impiego pubblico o statale, che non ha vissuto sicuramente un periodo economico difficile, anzi arriva sempre il 27. Che è stato, e chi vive alla giornata? Il 27 diciamo uno sta molto più sereno, però ecco, per poter far arrivare quelle persone al 27 ci devono essere le imprese che lavorano. Bravo. Quindi lì bisogna i tributi che vengono pagati, se no? Lì bisogna intervenire per dare non ristoro, ma possibilità di non fare debiti o ulteriori debiti che le imprese hanno nei confronti dello Stato, così come nei confronti di altri soggetti. Picarella, io un attimo, diciamo, è un argomento che tocca quello che stiamo trattando, ma va anche un po' al di là. Lei si trova in questo momento a gestire una delega importante che certamente in un altro momento storico in cui il Covid non avrebbe fatto il suo ingresso sulla nostra società e sul nostro territorio, sarebbe stata anche, diciamo, più semplice da gestire. Invece è una partenza in salita. Sì, assolutamente una partenza in salita, anche per quello che dicevo poco fa. L'attività di programmazione che si poteva fare, che era necessaria fare in un momento storico diverso, sarebbe stato probabilmente più semplice da un punto di vista lavorativo e di impegno. Adesso c'è un'emergenza che stiamo affrontando e che quindi sicuramente l'attività di programmazione di un settore turistico che possa definirsi tale naturalmente parte ad handicap, ma naturalmente non ci spaventa, noi non siamo spaventati da questo punto di vista. E che questo vi impedisce comunque, vi ostacola nel portare avanti tutta una serie di progetti, attività, perché ci sono delle priorità. Da un punto di vista programmativo assolutamente sì, però non ci stiamo fermando. Anche per dare una notizia ai vostri telespettatori, noi in questo momento stiamo cercando di reperire tutti quei fondi che sono fermi materialmente e che sono stati fermi negli ultimi periodi. Una delle delibere che abbiamo fatto proprio in questi giorni è lo storno di una parte dei fondi di agenda urbana e trasferirli, o meglio indicare alla Regione Sicilia per poter dare un ristoro alle imprese. Si tratta di 1.200.000 euro che possono servire appunto per dare un minimo ristoro a quelle che sono le imprese in difficoltà, e allo stesso tempo stiamo ragionando anche sul decreto di agosto, che individuava Agrigento come città d'arte, e quindi un ulteriore ristoro da parte dello Stato nei confronti delle attività turistiche in generale. Quindi ecco, lavoriamo su due binari. Da una parte c'è il fatto che comunque era un lavoro che comunque avrei dovuto fare naturalmente in collaborazione con i miei amici e colleghi, è quello che appunto, non essendoci stato da 10 anni circa un assessorato al turismo, di fatto non c'è una struttura che è organizzata per poter fare ciò. Quindi in questo momento ci stiamo occupando di questo, e poi naturalmente subito dopo c'è da fare questa programmazione appunto insieme ai colleghi, cercando naturalmente di prendere quelle risorse che il Comune ha in tasca, come ad esempio l'imposta di soggiorno, che può essere un incentivo per una programmazione da un punto di vista di marketing, di promozione o di altro, che ci può essere utile appunto nella successiva ripartenza appena passiamo questo momento. Può essere utile storico. Anche un appello in questi giorni è venuto fuori comunque a chi acquista, a privilegiare gli acquisti presso le piccole realtà commerciali locali per sostenerle. Ecco, in questo senso veniva da più parti sollecitato questo, una campagna proprio di sensibilizzazione in questo senso. Lo facevamo prima, ma lo dobbiamo continuare a fare adesso con una voce ancora più forte, perché dobbiamo salvaguardare le imprese del territorio, dobbiamo salvaguardare quella che è un'economia prevalente, che è quella appunto turistica e commerciale di Agrigento. Noi non abbiamo grandi industrie, non abbiamo grandi strutture, quindi questo appello che tu fai
noi lo dobbiamo fare ancora più forte rispetto a quanto facevamo prima. Fabrizio Lagaipa, siamo in chiusura, il turismo di prossimità potrebbe anche un po' salvarci. In verità il turismo di prossimità ci ha già salvati, se salvati siamo, comunque ha già migliorato la nostra situazione, nel senso che d'estate è vero, i confini della Sicilia sono stati aperti, quindi abbiamo visto anche degli ospiti provenienti dal nord Italia, qualche straniero, però bisogna dire che la stragrande maggioranza, io non mi azzardo a fare delle valutazioni, però se dovessi potrei dire anche l'80%, quindi degli ospiti nelle strutture ricettive siciliane sono stati gli stessi siciliani. Sicuramente per merito del bonus vacanze, che è stato un incentivo importantissimo che ha indotto molti a vincere le proprie reticenze nel fare un viaggio, uno spostamento, e quindi diciamo il turismo interno è sicuramente una risorsa importante. Bene ha detto Pachito, tutto sommato se anche avessimo chiuso lo stretto non sarebbe cambiato molto dal nostro punto di vista. Si può sicuramente puntare anche sul turismo di prossimità, ovviamente l'obiettivo finale non può che essere quello di ritornare alla normalità. Io ricordo che questo 2020 nelle nostre però in questo momento cerchiamo era soluzioni un per anno fronteggiare meraviglioso, perché addirittura la Sicilia era stata indicata dal New York Times come uno dei 20 posti da vedere prima di morire, cioè era una di quelle cose, no? Venite in Sicilia, quindi era una cassa di risonanza meravigliosa, avevamo avuto una serie di eventi, promozioni, eravamo stati presenti sui grandi media, quindi insomma c'era questa moda della Sicilia, e invece noi abbiamo avuto proprio una coincidenza. E noi facciamo copia e incolla per il 2021 e la riproponiamo, che problema? Sicuramente faremo, bisogna programmare, la verità è che bisogna programmare. E in questo momento, questo è il momento nel quale, non dico che bisogna investire, però riprogrammare quello che bisogna fare, ragionare e fare tesoro, perché comunque ogni esperienza ti deve comunque servire a fare tesoro, a fare delle buone pratiche, a inventarti qualcosa, a indurti a svegliarti un po' e a andare avanti. Io sono moderatamente fiducioso, io spero che alla fine in primavera potremo in qualche maniera ritornare a una parvenza di normalità, e lì insomma ripartire, anche perché noi siamo veramente un territorio che ce la può fare. Noi, la Sicilia è una destinazione molto importante e Agrigento ha delle potenzialità straordinarie che insomma noi speriamo veramente e siamo convinti che lavorando per come saprà fare anche l'assessore Picarella sicuramente riusciremo a valorizzare. È una bella sfida. Possiamo dire che Agrigento non si arrende. Grazie. Giusto? Non si arrende. C'è un fattore positivo, mi riallaccio un attimo a quello che dice Fabrizio, che condivido in pieno. Siamo abituati a guardare le cose col bicchiere sempre mezzo pieno e non mezzo vuoto. La destinazione Agrigento negli anni 80, ricordo con mio padre, che era anche lui nell'associazione albergatori eccetera eccetera, grande Carmelo, con la buonanima di Giugiu Gallo, si guardava sempre ai competitors negli anni 70-80 ed noi eravamo considerati la terza destinazione diciamo di Sicilia, dopo Cefalù e dopo Taormina, no? E quindi noi eravamo contenti già di questa prospettiva, no? Che eravamo i terzi e quindi eravamo lì quasi per superarli. Poi piano piano dagli anni 80 agli anni 2000 ci hanno superato tutti, ci ha superato Ragusa, ci ha superato San Vito Lo Capo, ci ha superato Trapani, ci hanno superato in tanti. Guardare il bicchiere mezzo pieno significa che comunque a oggi quello che è successo di fatto da un punto di vista di prospettiva, partiamo tutte le destinazioni 0-0, quindi dobbiamo essere pronti e programmare proprio per nel momento della ripartenza avere uno scatto naturalmente rispetto agli altri più veloce per naturalmente le nostre prospettive farle diventare opportunità di business per le imprese di Agrigento. Grazie, io voglio ringraziare i nostri ospiti, il dottore Pachito Danile, Francesco Picarella, assessore, l'albergatore che
ha portato proprio il nostro Fabrizio Lagaipa, la voce di chi sulla sua pelle ha vissuto direttamente questa emergenza, e a tutti da questa sede, dopo aver discusso di Covid, di emergenza, di lavoro, di economia, ci corre l'obbligo di lanciare da qui un importante appello a tutti quanti alla responsabilità, all'uso dei dispositivi di sicurezza e all'attenersi obbligatoriamente con grande responsabilità, ripeto, l'ho detto più volte nel corso di questa trasmissione, alle prescrizioni che ci vengono date, perché tutto questo servirà a evitare la possibilità che si paventa di un nuovo lockdown che sarebbe veramente devastante per tutti quanti. Quindi da qui, in questa sede, noi lanciamo questo appello alla responsabilità e speriamo, insomma, di poter presto rivederci ed essere tanti di più in studio, perché in questo momento dobbiamo anche limitarci nell'invito del numero di ospiti, perché dobbiamo attenerci a quelle prescrizioni. A voi che ci avete seguito invece da casa, un saluto, grazie per essere stati con noi. TVA c'è sempre per voi tutti.